Siamo con Jacopo Proietti, portiere dell'M Servizi Gionicolo. Il calciotto dimostra che anche in 6 contro 8 le partite si possono recuperare, poi stasera ne siete l'esempio. Sì, purtroppo è una partita che ci siamo complicati da soli perché bastava gestirla meglio e portavamo 3 punti a casa. Abbiamo preso 2 espulsioni stupide, a mio parere, e niente, è una partita che ci siamo complicati da soli e sicuramente avremmo vinto senza questi sfortunati episodi. Secondo te il pareggio è arrivato più per demeriti vostri o per meriti dell'avversario? Un po' per tutte e due. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine, all'ultimo abbiamo segnato, potevamo anche all'ultimo secondo vincerla, purtroppo è andata così, ci prendiamo questo punto e niente, speriamo per la prossima che è decisivo. Le prossime 3 gare sono tutte con squadre abbordabili, comunque che si possono battere per l'M Servizi Gionicolo. L'obiettivo rimane rimanere ovviamente in zona playoff. Ho imparato fino adesso che in questa Lega soprattutto di scontato non c'è nulla, quindi per noi saranno 3 finali se vogliamo centrare l'obiettivo e siamo pronti a fare 3 punti giovedì. Grazie mille. Arrivederci. Ciao Jacopo.